Questa settimana per la Voce dei Paesi siamo a Castelmassa, Sinistra Po. Con il sindaco di Castelmassa, Federico Ragazzi, primo mandato, con la domanda che iniziamo le nostre interviste: come sono i cittadini di Castelmassa? Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Cittadini di Castelmassa, a definirli direi volenterosi perché noi a Castelmassa abbiamo una ricchezza enorme che è il volontariato, l'associazionismo. Abbiamo decine, direi circa 60 associazioni di volontariato, quindi veramente un grande movimento della popolazione. Ritengo ecco così che questo spirito di collaborazione e di volontariato derivi, forse storicamente c'è un momento particolare ecco, che riassume ecco, questo nostro spirito, che è il 1951, il 14 novembre, abbiamo vissuto la grande piena del Po. Un evento ovviamente catastrofico, preoccupante, che però ha spinto tanti cittadini massesi ad andare sull'argine e con la propria schiena a tenere i sacchi di sabbia impilati per contenere l'enorme forza del fiume Po. Quindi ecco, questo evento ci caratterizza particolarmente. Questo evento che è stato, insomma ci tengo a citarlo, che è stato raccontato da un professore locale, Paolo Brenzan, che se lo chiamo storico mi dice su, quindi lo dirò semplicemente che è un grande amico, che ha scritto questo libro con un titolo appunto emblematico che è Meravigliose quelle genti, in cui ha raccolto tutte gli atti amministrativi anche svolti dall'amministrazione comunale di Castelmassa di allora per affrontare questa grande piena. Com'è Castelmassa per lei? È un paese che si vive bene, un paese tranquillo, un paese che a differenza di altri paesi del circondario o dell'Alto Polesine è un paese anche bello tra l'altro, e dunque con due piazze fantastiche. Dunque cosa posso dire? Adesso lei mi prende in contropiede. No, sai cosa? Io abito da un'altra parte, sono entrato qua e vedo che incombe questa fabbrica, la Cargill. Sì. Cosa rappresenta per voi? La Cargill, diciamo così, che è l'industria che ha dato da mangiare a tanti castelmassesi in passato e anche oggi, e non solo di Castelmassa ma anche delle zone limitrofe. Quindi non è una fabbrica ingombrante? No, non è mai stata. È una fabbrica che per il paese è importante. La Cargill che incombe proprio nel centro storico della città. È una figura ingombrante? L'avete metabolizzata? Cosa rappresenta? Allora, l'attuale Cargill, prima Cerestar, prima Fragd, è sì la più grande azienda ovviamente del territorio massese. Sì, direi che è una figura che ormai è, come dire, Castelmassa e la fabbrica si sono sviluppate in simbiosi, per cui è una figura certamente importante, ma direi accettata ecco, da parte di tutta la cittadinanza. C'è questa sirena che scandisce i turni, che è diventata quasi, che oltre a scandire i turni degli operai scandisce anche le nostre giornate ormai. Quindi sì, è una figura certamente importante che però ormai è entrata ecco, nella mentalità di tutti noi, è lì da... Castelmassa, cosa rappresenta per lei? Ma Dio, è un paese è un po' in declino, perché è calata la popolazione, ha chiuso tanti artigiani, tante botteghe, e andiamo quasi indietro che andare avanti. È quello il sistema. Lei che ha vissuto nei momenti d'oro, com'era? 20 anni fa. 20 anni fa, anni 80. C'era mille persone in più. 1000 persone in più c'era 20 anni fa. E poi aveva 20 anni in meno. Aveva 20 anni in meno, andava meglio e non poco. Lei è nato e cresciuto qua a Castelmassa? Nato e cresciuto a Castelmassa, sì. E secondo lei qual è stato il decennio più bello per Castelmassa? Quante ragioni? Quante ragioni per il pronunciamo? Quindi adesso ho tutto male, capito? Come si trova qua? Bene, dai. È un paese tranquillo. Ecco, lei è uno tra i sindaci più giovani della provincia di Rovigo e riuscite a far squadra con
i sindaci che sono da 30 anni in amministrazione, riuscite a trovare un comune denominatore? Direi di sì, ecco, perché comunque al di là dell'età le problematiche insomma sono evidenti e sono comuni a tutti, ecco, per cui sì, c'è il dialogo costante, il dialogo è anche costruttivo, è chiaro che magari certe volte ci sono delle divergenze dovute magari appunto a questo scarto generazionale, però io credo che sia più un arricchimento che una difficoltà, perché appunto tante volte magari giustamente noi impariamo da questi amministratori con più esperienza e magari questi amministratori con più esperienza qualche volta imparano anche da noi magari le cose un po' più giovanili, diciamo così. C'è un'immigrazione, io ho fatto un giro per la città e ci sono veramente molte persone che non sono del territorio. Come va la convivenza? Premettendo che ci dicevano a Bergantino che per esempio è la seconda generazione o la terza generazione che sta creando problemi. Da voi? Sì, allora da noi non ci sono particolari situazioni di difficoltà o insomma situazioni gravi. È chiaro che la situazione va costantemente monitorata, per questo io ringrazio sempre le forze dell'ordine e noi qui a Castelmassa abbiamo, oltre al comando di stazione dei carabinieri, abbiamo anche il comando di compagnia che serve veramente decine di comuni del territorio, per cui siamo veramente fortunati. Abbiamo una polizia locale che stiamo cercando di implementare quanto possibile per affrontare queste difficoltà. È chiaro che sì, sono le generazioni successive alla prima che sì, in qualche modo possono creare difficoltà. Sembra esserci quasi una barriera difficile da scalfire. Io penso che un ruolo fondamentale in questo modo, cioè per questa problematica, ce l'ha certamente la scuola e tutte poi le istituzioni. Come si trova lei da 37 anni? Lei da dove veniva? Dal Marocco? Io vengo venuto negli anni 90 dal Marocco, mi trovo bene in tutta Italia. Se tu fai il tuo lavoro e vai a casa tua, ti trovi bene con gli italiani. C'è poche gente che saltano fuori un po' di razzisti, ma poche volte. Ecco, i castelmassesi vi hanno accettato bene come comunità? Io in Castelmassa mai trovato problemi. Io in Castelmassa e le gente di Castelmassa non ho mai trovato dei problemi con Castelmassa, con le gente di Castelmassa. Investire sulle fiction, sulla promozione del territorio, perché non si è mai riusciti, nonostante che abbiamo delle zone stupende, Delta da una parte, ma anche le vostre zone della sinistra Po, a creare anche questa opportunità sia di lavoro da una parte che di marketing territoriale dall'altra? Io ritengo che tutte queste difficoltà, che diventano poi, si concretizzano in difficoltà poi economiche, derivino da un approccio culturale, da un nostro approccio culturale. Noi purtroppo siamo le vittime, noi ci consideriamo le vittime, forse in particolar modo dal 51 in poi, come accennavo prima, dopo l'alluvione. Siamo quelli che devono essere aiutati, siamo quelli che un po' ci siamo pianti fin troppo addosso. Io penso che sia ora di un riscatto da parte di tutto il Polesine, un riscatto necessario per poter avanzare anche determinate richieste e esigenze alle istituzioni più alte di noi. Per cui io penso che sì, ci siano difficoltà economiche che però abbiano un'origine culturale, cioè dobbiamo cambiare noi stessi, dobbiamo cambiare questa mentalità, dobbiamo smetterla di pensare di essere i secondi a qualcuno. Ed assistiti. Esatto, assistiti. Da quanto abita lei qua? Andando e venendo davanti e indietro da Milano da 5 anni. Allora, Milano, città tentacolare, città impegnativa, arriva qua e cosa trova? Trovo casa mia perché c'era la casa del mio bisnonno e adesso la cerco di utilizzare. E nel cambio con Milano non sente nostalgia della città? Non più. No. Cerco la tranquillità e qua la trovo. Quindi non si pende di questo cambiamento? No, anche perché più o meno ogni mese e mezzo torno a Milano 3-4 giorni. E si accorge che si sta meglio qua? Sì, cioè, quando sono là vengo qua volentieri. Negli ultimi report più di 1500 ragazzi hanno abbandonato il Polesine, lei è molto giovane, quindi è rimasto qua. Cosa secondo lei bisognerebbe fare nell'immediato, non a lunga scadenza, perché i giovani non vengano attratti
e andare fuori sia dall'Italia che soprattutto dal Polesine? Allora, io ritengo anche qui che sia un po' una moda di questi tempi, questa esterofilia, ecco, questo volersene andare, ma anche semplicemente rimanendo in Italia o verso le grandi città. Storicamente ci sono sempre stati questi processi, prima nelle campagne, poi nelle città, eccetera. Quindi penso che sia un qualcosa che ha un suo periodo. Chiaro che va gestito, non possiamo pensare di spopolarci così tanto, visto anche il calo demografico, quindi si somma, diciamo, questa fuga dei giovani, si somma anche un calo demografico, quindi non è certamente una situazione positiva. Nell'immediato va garantito il lavoro a questi giovani, va garantita una prospettiva di futuro certo. Questo precariato, insomma, è deleterio per noi giovani che vorremmo appunto poter costruire un minimo la nostra vita, un po' come hanno fatto i nostri genitori e i nostri nonni. È chiaro che anche qui si tratta, ripeto, di questioni culturali, nel senso che bisogna anche riprendere il contatto con le nostre radici. Noi siamo fortemente sradicati. Dobbiamo capire che vivere qui è bello, può portare come dire, Ha un valore aggiunto particolare. Esatto, un valore aggiunto non solo a noi ma anche agli altri. E ovviamente quando si lavora per gli altri, la cosa migliore che ci possa essere. Conosco tanti ragazzi, magari che anche durante l'università li ho conosciuti, che preferivano andare a fare volontariato, che ne so, a Verona. E lui dice: ma scusami, ma guarda che c'è bisogno anche qui di persone che fanno volontariato, perché si va a Verona? Ma Verona è Verona. E bisogna cercare di invertire la rotta, qui c'è bisogno dei giovani. E questo paese come si trova? Molto bene, è una vita che sono nato qua a Castelmassa e mi trovo molto bene. Ecco, rispetto agli altri comuni, secondo lei che differenza c'è rispetto a Ficarolo, rispetto a... Ma non vedo tanta differenza. Vede degli sviluppi per i prossimi anni di queste località, dal punto di vista turistico, industriale? Beh, per via del servizio industriale noi abbiamo la fortuna a questo paese di avere una fabbrica che è molto, molto grande. Per il resto è normale, insomma. Ultima domanda, Sindaco, come vede Castelmassa fra 10 anni? A parte che sarà ancora giovanissimo, è più giovane sindaci. Allora, Castelmassa ha tante potenzialità, però queste potenzialità devono essere espresse a partire dalla nostra popolazione. Quindi io auspico in una Castelmassa più consapevole delle proprie potenzialità e di conseguenza più fiera, perché un comune è fatto ovviamente dai propri cittadini e i cittadini castelmassesi devono essere consapevoli di tutte le ricchezze che abbiamo qui a Castelmassa, che purtroppo non sono scontate. È un comune di 4.000 abitanti che offre veramente numerosi servizi che con difficoltà riuscite a garantire? Esatto, riusciamo a garantire, però ce la stiamo mettendo ovviamente tutta. Quindi se ci fosse più consapevolezza da parte di tutti, ci sarebbe anche un lavoro sicuramente più facile per tutti. Non dico per l'amministrazione comunale, ci mancherebbe, ma per tutta la popolazione. Quindi mi piacerebbe ci fosse una Castelmassa più consapevole e di conseguenza più fiera. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Puntata finita, settimana prossima siamo ancora qua in Alto Polesine. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao.